Tancamanna Nuragic Experience, questo è il nome della quarta edizione della manifestazione promossa dal Comune di Nuoro e dal gruppo di archeologi di Tancamanna, rappresentati da Demis Murgia, che vedrà come protagonista il complesso nuragico che sorge all'interno del tessuto urbano di Nuoro. Una settimana a partire da domani di attività con attenzione all'archeologia sperimentale, con laboratori didattici rivolti alle scolaresche e non solo. Un'attività che si terrà in collaborazione col Museo Nazionale Archeologico di Nuoro, diretto da Manuela Puddu. Il programma della manifestazione è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa. Nel suo intervento l'assessore all'ambiente Giuliano Sanna ha ribadito il grande interesse dell'amministrazione a valorizzare il sito di Tancamanna, unico per la sua posizione urbana, ma anche quello di Noddule. Entrambi sono stati messi a disposizione del progetto Culture Lab. Da Sanna anche un appello alla Regione affinché vengano messe a disposizione risorse che consentano il proseguimento degli scavi. Sì, ormai siamo alla quarta edizione di questa manifestazione dove Tancamanna prende vita e cerca di far rivivere quelle che erano le attività del passato, quando il villaggio di Tancamanna esisteva, facendo ripercorrere diversi processi come quello della panificazione, quello della fusione del bronzo, la preparazione delle ceramiche, unito con i laboratori per far affezionare al sito i bambini, cercare di aumentare la sensibilità, il tutto con un programma che unisce le scuole e insieme al Museo Archeologico stiamo presentando diverse attività. Con il Museo Archeologico Nazionale partecipiamo a questa iniziativa e abbiamo scelto di fare rete con il progetto di Tancamanna proprio per ampliare l'offerta culturale di entrambe le iniziative per la città di Nuoro. Noi partecipiamo in particolar modo con una manifestazione che coinvolge in realtà tutti i musei statali della Sardegna e che si chiama Musei di Storia e che in questo mese di maggio e per il mese di giugno è particolarmente centrata su una tematica che è quella della trama e dell'ordito e dunque tutto ciò che ha a che fare con la produzione dei tessuti